Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura operazione Tabù contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Sono 9 gli arresti in tutta Italia, 26 gli indagati in diverse regioni. Sequestrati migliaia di file, quali video e immagini raccapriccianti con abusi anche su bambini piccolissimi. Uno degli arrestati possedeva nel suo cloud addirittura il formato digitale del libro Guida del pedofilo. Non ce l'ha fatta il 41enne tunisino che lo scorso novembre era caduto dal tetto di un capannone in un'azienda agricola nelle campagne di Donna Lucata nei Ragusano. A distanza di mesi è sopraggiunto il tragico epilogo al Canizzaro di Catania, dove era ricoverato. È fuggita di nuovo Jessica Locascio. La trentenne palermitana era stata trovata ieri sera dopo 4 giorni di ricerche in stato confusionale, ma dopo il trasporto al Villa Sofia è scappata dall'ospedale facendo perdere ancora una volta le sue tracce. Non accetta il licenziamento e minaccia il datore di lavoro, una vera e propria persecuzione finita con una denuncia per un 25enne in provincia di Messina. La vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno iniziato le indagini e posto fine a questo incubo. Secondo quanto ricostruito, il giovane importunava addirittura anche clienti e dipendenti del locale in cui lavorava. E in chiusura dovrebbe essere definita lunedì prossimo la nomina dei manager della sanità. Il governo Schifani l'ha inserita all'ordine del giorno della giunta convocata per le 15:30 a Palazzo d'Orleano. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.